Abbiamo in diretta Raimondo Musolino del Circolo Fotografico Il Castello. Vi abbiamo letto la nota con cui Fotoarte dice arrivederci alla città dopo 20 anni. Buongiorno Raimondo. Buongiorno a voi. Dunque Raimondo, voi appunto dite ci siamo illusi, questa città non ha compreso che in maniera totalmente autogestita voleva creare quel polo culturale fotografico che probabilmente mancava. Da chi volevate un sostegno? Dalla città, inteso dai tarantini? C'è maggiore attenzione da parte appunto dell'opinione pubblica, maggiore presenze, oppure dalle istituzioni, o entrambe le cose sono venute a mancare? Diciamo che il tarantino non è molto avvezzo a frequentare le mostre fotografiche. Anche gli addetti ai lavori sono un po' mancati in questi anni. Però ecco, noi eravamo abbastanza capatosta e quindi abbiamo continuato per cercare proprio di smuovere un po' le acque da questo punto di vista. Però devo dire che questa cosa è stata autogestita fino a che è stato possibile. Oggi non è più possibile, considerate anche gli alti costi di una mostra fotografica, per cui non avendo avuto supporto crediamo che questa esperienza in questa città sia terminata, insomma, è tutto qui. Avete ricevuto dei feedback da parte, ad esempio, dell'amministrazione comunale rispetto a questa lettera che avete inviato, o da chi vi aspettavate che potesse darvi un contributo rispetto alla sola autogestione di questi 20 anni? Devo dire che da un punto di vista della risposta delle persone, quelle persone che ci conoscono, devo dire che c'è stata una bellissima risposta, insomma abbiamo senz'altro capito che intorno a noi c'era dell'humus, e probabilmente sono quelle persone che amano, insomma, l'arte in tutti i sensi. Ad altri non abbiamo ancora avuto nessun tipo di feedback, la cosa ci dispiace un po', ma va bene, è una cosa normale. Io ho scritto anche che il vezzo del tarantino è quello di amare lo straniero, e quindi questo, insomma, ci ha anche un po' amareggiato anche da questo punto di vista, insomma. Attualmente, insomma, il modo forse anche più facile e immediato per poter attingere dei fondi è partecipare a dei bandi. Come circolo avete mai partecipato a questo genere di bandi, o avete scelto, insomma, di percorrere altre strade? No, noi abbiamo partecipato a dei bandi, abbiamo anche avuto dei riscontri. Tieni presente che noi abbiamo invitato gente come Shan e Vizia Battaglia che certamente non sono venuti qui per la gloria. Sicuramente abbiamo ottenuto anche dei riscontri in passato. Poi a un certo punto abbiamo sperato, insomma, di poter vincere altri bandi, e invece non è stato più possibile, non è accaduto, perché mancava un supporto importante, insomma. Adesso avete in mente di andare dove? Negli ultimi 30 secondi, cioè state provando a prendere contatti con altre realtà della provincia, oppure ancora siamo lontani da pensare ad alternative? Come ho già scritto, questa esperienza ventennale non può concludersi così, per cui devo dirti la verità, ci stiamo già lavorando su questa cosa per fare in modo che questa esperienza venga portata da qualche altra parte, per cui noi continueremo. Una cosa volevo precisare, che il circolo in questa storia non c'entra assolutamente niente, il circolo è vivo, vegeto, certo. Continuerà le sue cose come ha sempre fatto in 30 anni, non in 20. Quindi siccome c'è stato qualcuno che ha pensato che il circolo stesse chiudendo battenti, no, assolutamente, ci mancherebbe. Il circolo fotografico c'è, in via Plinio, come dicevo, continua con i suoi corsi, con le sue attività. Questa è una kermesse portata avanti dal circolo, sicuramente una cosa che dà grande lustro al circolo, appunto, che si porta avanti da 20 anni, ma non è l'unica attività, hai fatto bene a sottolinearlo. Grazie Raimondo per essere stato con noi, grazie a Raimondo Musolino, in bocca al lupo, ci auguriamo veramente di rivedere a Taranto Fotoarte l'anno prossimo, magari qualcuno ascoltando questa intervista, non vogliamo essere così ambiziosi, magari leggendo la nota o in altre modalità vi avvicinerà e si troverà una soluzione.